vi fa una proposta, propongo per questo 25 aprile una riflessione che ho proposto a mia volta a camminare insieme il foglio informatore della comunità pastorale San Paolo VI di Paderno Dugnano, che raggruppa appunto Dugnano in Cerano e Calderara, e accompagnato dalle immagini della celebrazione di oggi, a partire da questo monumento in Piazza della Resistenza dovuto a Milo, e appunto con le immagini del corteo cittadino, ho fatto questa piccola riflessione su 25 aprile, 1 maggio e 2 giugno, date fondamentali. Nell'arco di una quarantina di giorni, 39 per la precisione, in Italia abbiamo le 3 feste nazionali: della liberazione, del lavoro, ovvero dei lavoratori, e della Repubblica. Tutti lo sanno, o dovrebbero saperlo, e soprattutto dovrebbero sapere perché in quei giorni non andiamo al lavoro o a scuola, anche se quando cadono di domenica, come quest'anno l'1 maggio, non ce ne accorgiamo concretamente. Quest'anno le 3 ricorrenze cadono in circostanze particolari. Anzitutto potremmo festeggiarle quasi come 3 anni fa, nel senso che pur mantenendo distanziamenti o dispositivi di protezione, almeno per il momento, c'è la possibilità di partecipare di persona alle manifestazioni organizzate da enti locali o altri soggetti. Quindi ci potrà sembrare di tornare alle consuetudini conosciute. Qualcuno dice alla normalità, ma siamo cauti. Nel medesimo tempo, però, vivremo queste giornate a 2 mesi dall'inizio della guerra di invasione della Federazione Russa nei confronti della Repubblica di Ucraina. Possiamo ben dire che tale conflitto sta condizionando le nostre giornate, sia per l'impatto mediatico conseguente, sia per le ripercussioni economiche che si sono già verificate, sia per i contatti diretti che molti di noi hanno incominciato ad avere con persone coinvolte direttamente nella vicenda, in particolare i profughi giunti nella nostra città ed in quelle vicine, come in molte zone d'Italia. Sentire parlare di guerra ci fa venire in mente la Seconda Guerra Mondiale, al cui interno si svilupparono la resistenza e la lotta per la liberazione, così come sentire parlare di stati che desiderano decidere il loro futuro interno ed internazionale ci fa pensare alla costruzione della Repubblica Italiana. Dopo il referendum istituzionale, con il quale gli italiani e per la prima volta le italiane, il 2 giugno di 76 anni fa, chiusero definitivamente con la forma di governo monarchica che aveva causato tante sciagure al nostro Paese. Qui non vogliamo addentrarci in queste materie, ma piuttosto ricordare molto brevemente perché per i cattolici queste 3 feste civili e laiche rivestono tuttora una grande importanza. Sappiamo dai testimoni oculari rimasti, e ricordiamo dai racconti di chi ci ha lasciato, quanti siano stati i ribelli per amore, ossia coloro che imbracciarono le armi o fiancheggiarono i partigiani, nella convinzione che la giustizia e la libertà siano pilastri della convivenza civile, assieme a quella che l'uso della forza sia solo il mezzo estremo per opporsi ai tiranni. Dalle formazioni di queste persone impegnate nella lotta concreta uscirono quelle che avrebbero disegnato l'impianto della nuova Repubblica, contribuendo a farvi inserire i principi della dignità personale, delle libertà fondamentali, dell'importanza della famiglia e dei corpi intermedi. E prima ancora, il lavoro dell'uomo fonda le radici del proprio valore nelle pagine bibliche, così che ogni cristiano, al pari di ogni altro italiano, può ritrovarsi nell'enunciazione dell'articolo 1 della nostra Costituzione, senza dimenticare che dal 1955 la Chiesa dedica a San Giuseppe Lavoratore la liturgia del 1 maggio. Questi fatti, che diventano valori, dovremmo ricordare costantemente ai giovani e ai ragazzi, perché lunedì 25 aprile rivolgano un pensiero riconoscente alla memoria di quanti hanno speso energie e in qualche caso data la vita per un'Italia migliore. Ecco, tanti altri in questa giornata hanno
espresso pensieri simili e sicuramente anche meglio di me, ma queste sono le cose che ho voluto mettere per iscritto e lasciare al vostro pensiero, e se qualcuno vorrà dare qualche sua riflessione, ben venga. Dimenticavo di ricordare che abbiamo visto anche il cippo e il monumento ai caduti cittadino in via 4 novembre, quindi abbiamo completato un po' il quadro dei monumenti cittadini. Ciao a tutti!